Oggi un congresso importante in un settore in cui la UIL ad Agrigento ha avuto ottimi risultati e li sta avendo quotidianamente. Ecco, qual è la situazione nella nostra provincia, nella pubblica amministrazione, voi che avete il polso quotidiano costante? Ebbene sì, oggi stiamo celebrando il 6° congresso della WILPA, quindi la WIL Pubblica Amministrazione, una categoria molto presente qui in provincia di Agrigento, che rappresenta le problematiche che vivono i lavoratori della pubblica amministrazione. È un settore fortemente in difficoltà, prima con quota 100, quindi che ha liberato tutta una serie di posizioni e quindi ci sono delle difficoltà per offrire i servizi alla pubblica amministrazione, e poi è arrivato il Covid e quindi è iniziato lo smart working. Quindi siccome la pubblica amministrazione rivolge i servizi all'utenza, alla cittadinanza territoriale e provinciale, anche la WILPA ha cercato in questo momento drammatico di farsi carico di questi problemi e di addivenire a delle soluzioni. È certamente una categoria molto attiva, è una categoria attiva come le altre categorie che interessano la nostra organizzazione. Stiamo celebrando in questo momento tutti i congressi di tutte le categorie per arrivare il giorno 3 di giugno al congresso, quello confederale, il congresso madre di tutti, quello che abbraccia un attimino le problematiche di tutte le categorie a livello territoriale. Stiamo svolgendo questi congressi con grande serenità, con il confronto con i nostri iscritti, e ci faremo sempre più carico dei loro problemi per offrire sempre un servizio migliore ai nostri iscritti e alla cittadinanza tutta. Qual è la situazione della pubblica amministrazione della Sicilia e come WIL quali sono i punti che attenzionate maggiormente? Ma sicuramente maggiori assunzioni sul territorio regionale, perché i dipendenti sono quasi arrivati allo stress da lavoro correlato. Lo abbiamo denunciato in tutti i modi. Stanno arrivando del personale, ma è una goccia nell'oceano rispetto al numero minimo di personale che stanno mandando. Abbiamo avuto comunque grossi dati elettorali in aumento rispetto al dato precedente dell'RSU, che ci lascia soddisfatti per quanto riguarda una crescita di immagine all'interno della UIL. Ecco, il segretario nazionale del settore oggi ad Agrigento per coronare questo congresso, insomma segno di una importanza del momento e di una vitalità anche del sindacato WIL in provincia di Agrigento. Sì, assolutamente. Oggi siamo qui per celebrare il congresso della WILPA di Agrigento, quindi un adempimento statutario, ma non solo. Siamo qui anche per onorare un risultato strepitoso a seguito delle elezioni che definiscono le rappresentanze sindacali unitarie, e per testimoniare la costante e continua vicinanza della segreteria nazionale alle varie segreterie provinciali territoriali, quindi del territorio. Il sindacato non soltanto ha un'estrema vitalità, ma ha interesse a intervenire sulle faccende che hanno ricadute non soltanto sui pubblici dipendenti ma anche sui cittadini. Siete soddisfatti della politica del governo Draghi verso la pubblica amministrazione? Molto in parte. Non possiamo negare che qualcosa sia stata fatta, ma c'è bisogno di un intervento maggiore e soprattutto c'è una necessità di una consultazione continua e ulteriore e molto più grande delle parti sociali, che ovviamente conoscono i problemi dall'interno perché rappresentano uffici, agenzie, enti, amministrazioni, e quindi hanno costantemente il polso della situazione. C'era una lamentela che Draghi non vi ascolta, non vi sente, decide e basta. Beh no, questo non è completamente vero. È ovvio che molti degli incontri sono stati, come dire, sono scaturiti dalla fermezza e dalla insistenza con cui le parti sociali hanno chiesto di essere ascoltate dal governo per poter illustrare compiutamente le loro piattaforme. Quindi sicuramente si poteva fare diversamente e noi opereremo perché si faccia diversamente rispetto al passato. Oggi congresso territoriale, ecco, si fa un consuntivo ma si fa anche una prospettiva per il futuro post-Covid, anche che ha avuto il suo momento importante nell'attività non solo del sindacato ma in generale di tutta la nazione. Ma certamente, noi come pubblici dipendenti siamo entrati con i piedi nel piatto sulla questione del Covid, come si sa. Molti di noi ci hanno anche lasciato la vita
e quindi certo il post-Covid è importante, ragioneremo intorno alle questioni legate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ragioneremo intanto anche sulle questioni che riguardano il conflitto che c'è in Ucraina e ragioneremo sui riflessi che tutto questo ha all'interno della pubblica amministrazione, perché noi eroghiamo servizi e i servizi risentono moltissimo di quelle che sono le problematiche che circolano all'interno della nostra nazione. Certamente ragioneremo anche sulle questioni che riguardano il PNRR, ci avverremo di tutti gli strumenti a nostra disposizione, abbiamo anche la segreteria regionale e nazionale che ci darà una mano, oltre naturalmente al nostro segretario generale di Agrigento.